Un carnevale che ha lavorato molto sul digitale e sul tenere un rapporto comunicativo con il resto del mondo per lanciare appunto il messaggio che siamo pronti a ripartire non appena possibile. Calli e campielli semivuoti, nessuna ressa nemmeno negli imbarcaderi e nei vaporetti. Le folle del martedì grasso sono solo un ricordo. Che carnevale? Incredibilmente triste. Noi veneziani respiriamo perché ce ne andiamo liberamente per le strade, però è tanto triste. Se sabato si sono toccate le 25.000 presenze, domenica quasi 30.000, per l'ultimo giorno di carnevale si superano a malapena i 5.000 visitatori, soprattutto veneti per una gita fuori porta, pochi turisti stranieri. Il carnevale ai tempi della crisi tra effetto acqua alta e psicosi coronavirus è decisamente sottotono. Scarso, diciamo, è triste. In piazza San Marco a tirare coriandoli e a giocare sono in maggioranza famiglie con bambini che possono godere delle vacanze scolastiche. Abbiamo anche colto l'occasione di una Venezia senza tanta gente per poterci godere un po' meglio la città. Di dove siete? Verona. È un carnevale insolito. Lo so, però per i bambini è importante far vivere la vita come sempre, senza fargli mancare nulla, perché se gli manca anche la gioia di vivere e poi ci sono problemi per la loro crescita. Qualche bambino per fortuna almeno tiene un po' su la situazione, però non c'è assolutamente niente di niente. Per carità un po' di gente, però non è il carnevale che facevamo gli anni passati, insomma. Carnevale così non l'avevamo mai visto. Io provengo dalla Sicilia. Oggi sono venuto per vedere un po' di gente, ma Venezia è triste oggi, molto triste. Speriamo bene per tutti. Inevitabilmente si pensa al Carnevale 2022 e agli altri eventi di prossima apertura. Da questo punto di vista il lavoro che stiamo facendo è quello di tenere aperto un legame comunicativo con il mercato turistico, raccontando anche che quest'anno si celebrano i 1600 anni di Venezia e quindi sarà un anno di grandi eventi, a iniziare dal Salone Nautico di maggio, dove Venezia metterà in mostra l'arte navale.